Ciao a tutti, sono Paolo Morlino, il presidente del Petrarca Calcio 5, siamo qui alla Palestra Gozzano, il nostro centro di attività di allenamento dell'area agonistica del Petrarca Calcio 5. Oggi sta iniziando qui davanti a me l'attività degli allenamenti della squadra Under 21 che parteciperà al campionato nazionale Under 21 e che sarà composta da ragazzi dal 95 al 99. Oggi, come avete visto, le interviste le faccio io, sono qui con Diego Giocone, allenatore della prima squadra, e gli chiedo intanto cosa ne pensa dell'allestimento anche della squadra Under 21 da parte del Petrarca Calcio 5. L'allestimento di questa squadra è un'iniziativa importante, soprattutto in proiezione prima squadra, nel senso che questa diventa la scuola per i ragazzi più giovani che poi, dopo essere stati preparati, possono anche accedere ai campionati regionali superiori. In età Under 21 della prima squadra, come li hai visti? Molti arrivano dal calcio, una tua impressione dopo questi primi giorni di attività della squadra? Ho visto in loro molto entusiasmo, disponibilità, sono molto contento di avere nella rosa questi ragazzi che nell'apprendimento di questa disciplina si sono dimostrati aperti di mente e anche disponibili nel sacrificio quotidiano per cercare di apprendere. Io sono qui con Federico Baraldo e Paolo Gnudi della rosa della prima squadra del Petrarca Calcio 5, due ragazzi del 96 che sono appena arrivati a Calcio 5 dalle loro squadre di calcio. Allora faccio una domanda a Federico: se si sta divertendo in questi primi giorni di Calcio 5 con noi al Petrarca. Sì, è proprio una bella esperienza, un po' diversa dal calcio, ma veramente uno sport molto bello, mi sto divertendo. Tu di una squadra di calcio? La Rocca Monselice. Ok, invece passiamo a Paolo, sentiamo un po'. Paolo, si sta divertendo in questi giorni, i primi giorni di Calcio 5? Sì, è un altro sport, è stimolante, una sfida per me più che altro, anche cambiare così. Ho fatto 20 anni calcio e giocare qua è... 20 anni calcio? Sei sicuro? Hai fatto i conti? Sì, da piccolo. Giù di lì, 18. Ok, ascoltami, principali differenze tra calcio e calcio 5? Sì, il campo stretto, devi giocare velocemente, non hai tempo per pensare e siamo in pochi, quindi non sei mai fermo, devi sempre partecipare all'azione, diciamo. Ok, ascoltami, e lo consiglieresti a un tuo amico con cui giocavi? Sì, più che altro siamo tutti giovani, quindi anche un rapporto diverso anche rispetto a come ero abituato al calcio. È molto, anche ti diverti di più, sei più coinvolto. Sì, consiglierei a tutti che hanno perso gli stimoli magari nel calcio di venire a giocare qua a calcio a 5. Sono qui con col bomber Riccardo Gastaldello, classe 1996, direttamente dell'Abano di Serie D. Raccontami questi primi giorni di Calcio 5 qui al Petrarca. I primi giorni sono stati entusiasmanti per me perché è una nuova esperienza, però io riesco già a calarmi abbastanza bene nella parte e sono felice per questo primo periodo. Il gruppo è un ottimo gruppo, tutti i compagni si mettono a disposizione per aiutare e per farci crescere. E siamo in tanti che veniamo dal calcio, quindi abbiamo bisogno di questo e niente, speriamo di continuare a crescere insieme. Vista la tua esperienza di questi giorni, a che tipo di ragazzo, tuo amico, così, in che tipo di situazione gli consiglieresti prova il calcio 5 perché può essere una cosa divertente per te, soddisfacente, eccetera eccetera? Lo consiglierei a tanti miei amici perché ho tanti amici con i quali ho giocato a calcio e che hanno molte qualità e che potrebbero sfruttarle al massimo nel calcio a 5. Spero di riuscire a portare più gente possibile e aiutare questo progetto che mi sembra molto buono. L'avvertimento è chiaro: se vi può piacere il calcio a 5, che è una disciplina che si pratica al caldo e al coperto in palestra, se potete essere affascinati da questa cosa qui, se avete anche delle qualità tecniche che volete mettere in gioco, l'invito è questo: venitevi ad aggregare alla nostra squadra Under 21 che parteciperà al campionato nazionale Under 21 2015-2016. Per metterti in contatto con noi ti ricordo sempre i nostri contatti, che sono info@Petrarca Calcio 5 se ci vuoi mandare una mail per sicurezza, o altrimenti chiamaci direttamente. I nostri numeri sono 347 42 81 312 o altrimenti 345 45 85 534. Ricordati,
la squadra comincerà l'attività agonistica alla metà di ottobre, e quindi sei ancora in tempo per aggregarti a noi.